Cin cin. Sono 109 per Angelo Peressini, nato il 2 luglio 1917 a San Daniele del Friuli. È il più anziano artigliere d'Italia, ricordato anche con un post dal presidente Stefani. Decorato con la Croce di Guerra, divenne trevigiano d'adozione quando, tornato a casa dalla prigionia, morte le sorelle e il fratello, venne quasi adottato da una famiglia di conoscenti residenti nella Marca. Assunto dall'anonima elettrica trevigiana, oggi Enel, venne mandato a San Pietro di Feletto nel 1953, dove diventa l'angelo della luce. E io sono rimasto qua a tutelare tutte le persone che hanno bisogno della luce. Sposato con Maria, conosciuta ad una serata danzante, scomparsa dopo 63 anni di matrimonio, ha cresciuto 2 figlie, Adalisa e Rosella, e si è fatto amare da tutto il paese, che lo celebrerà con una messa solenne ed un pranzo speciale con autorità e amici. I segreti di tanta longevità sono semplici. La vita, Dio, bisogna considerarla leggermente e soprattutto volersi bene, non odio, non rancore, niente. Il papà è una roccia e io ho imparato a conoscerlo Sì. ultimamente, più che quando ero giovane, perché era un po' severo, ma insomma ci ha portato fin qua e siamo arrivati e gli insegnamenti sono stati buoni. Posso ringraziarlo. La sua bontà, la sua bontà. Sì, no, è vero, lui non si è mai intrigato con tante storie, ha sempre evitato i litigi e ha tenuto sempre un profilo basso, diciamo, quindi. E poi un po' di pazienza, specie con me ultimamente. Io ricordo Angelo a guardare le partite, finite le partite si mangiava il suo bel panino col pastin, con la cipolla e la sua bella birra. Super Angelo. Che persona è Angelo per lei? Magnifica e rara. Bravo. Angelo è una persona semplice, ma generoso, di sani principi e soprattutto insegna la morale a tanti.